Buon pomeriggio a tutti. Oggi sono da sola e qualche giorno rimarrò da sola perché Francesca è rimasta in paese. Siamo state un paio di settimane in paese ferme, diciamo per problemi familiari, e quindi lei poi mi ha detto vai, parti, che sai a fare qua, e fatti un giro. Quindi adesso rimango comunque nelle vicinanze se dovesse servire. Sono partita stamattina, adesso sono a Scano di Montiferro. C'è una chiesa, c'è un'area picnic con barbecue, tavolini, varie fonti d'acqua, delle cascatelle. Poi dopo vado a fare un giro. Adesso ho mangiato, lavo i piatti e niente, poi ci facciamo una passeggiata e poi penso ci sposteremo. Questa è la chiesa di Sant'Antioco. C'è un piccolo nuraghe. Buongiorno, giorno 2. Ieri poi non ho fatto un granché perché è iniziato a piovere, quindi mi sono rifugiata in un semplice parcheggio vicino a Sindia. Oggi il tempo sembra un pochino migliore e vediamo un po' che riusciamo a fare. A dopo. Eccolo qua, il nuraghe Succoronis, vicino Macomer. Nuraghe monotorre, tutto rivestito di licheni. Davanti è giallo e dietro è verde in base all'umidità. Veramente imponente. Ci sono un sacco di nuraghe in questa zona. Adesso sto andando a nuraghe Carorzu Iblia, qualcosa del genere. Tutti nomi strani. Ecco qua i resti del nuraghe. Ovviamente ci sono i cani dei pastori lasciati in giro. Uno era legato, un altro mi è venuto molto vicino. Ora devo trovare una strada alternativa per tornare al van, però c'è un cancello, ma ovviamente c'è passato sotto il cane e insomma abbastanza ringhioso.
comunque trovo la strada alternativa in mezzo ai campi. Ecco lì il nuraghe di prima e qui cerchiamo la via alternativa per tornare al van. Allora, trovata la strada alternativa, per fortuna. No, mi scoccia un po' questa cosa perché non è la prima volta che accade e io capisco che i cani guardino il gregge o comunque i cani della guardia, però li devi tenere o legati o in modo tale che non escano, perché io ho il diritto di farmi una passeggiata, anche perché non è che stavo in terreni privati, ma stavo su una strada e non ci devo avere la paura di essere aggredita da un cane. Ripeto, non è la prima volta. Con Francesca a volte vogliamo andare a visitare delle cose, ma poi vediamo cani con i greggi e aggressivi e ce ne torniamo indietro. Non è giusto. Vabbè, comunque, piccola polemica. Sono giunta al van e adesso proseguo il giro. Allora, non so se si sentirà perché si è alzato il vento. Siamo a Borore, tombe dei giganti in Pertighe. Si intravede dietro l'albero. Adesso entriamo. Tomba dei giganti Figu. Sembra che sia stata spaccata da un fulmine. Finalmente è uscito un po' di sole dopo tutta la notte che ha piovuto. Adesso sono a Sedilo e al nuraghe Iloi. In realtà è tutta un'area archeologica, c'è una tomba dei giganti, il nuraghe e Domus dei Janas. Questo è il lago Omodeo. E qua è l'area dove ci sono le tombe dei giganti. Sto facendo il sentiero per le Domus
Guardate che bella vista. Ecco le domus di Ispilunkas, sono 33 ipogei, alcuni semplici, altri più complessi. Eccoci, rientrate al van, rientrata, parlo sempre al plurale. Oggi, vabbè, camminando fa caldo e infatti mi sono messa manica corta, si sta bene. Allora, come vi avevo detto, sono a Ottana e è uno dei tanti paesi in cui è molto sentito il carnevale e le principali figure sono i Boes e i Merdules. Boh. I Boes che raffigurano i buoi e i Merdules che sono i guardiani dei buoi. Allora, questo è su Merdule e di là c'è su Boi. Se riesco a attraversare senza farmi arrotare, faccio vedere. E di qua c'è su Boi il bue. Questa è la chiesa di San Nicola, chiesa romanica. Sperando che sia aperta, ma non credo, che all'interno c'è un bel polittico su fondo d'oro.